Eccola qui, la Jeepster Commando. Con questa compio il periplo completo dell'Africa partendo da Bassano, raggiungendo Città del Capo e ritornando a Bassano, percorrendo il perimetro dell'Africa, che è il percorso che molti non credono più difficile dell'Africa, in un totale di 49.000 chilometri attraverso tutto il continente africano. Ma la scelta poteva cadere solo sulla Land Rover o qualcosa di nuovo. A quel punto decisi di rivolgermi alla Toyota, ma non riuscii a importare la Toyota 4x4. Non mi rimaneva altro che ripercorrere il cammino della storica Jeep. È la tipica Jeep che ci hanno lasciato gli americani subito dopo la guerra del 45, ancora con il motore a valvole laterali, con le 3 marce, quindi è leggermente superiore come cilindrata, ma è la Jeep rivestita a mo' di SUV. La macchina era equipaggiata con un doppio impianto elettrico, con una doppia ventola di raffreddamento, perché 2 attraversamenti del Sahara non sono cose semplici. È una macchina ovviamente ancora con le caratteristiche dell'epoca, perché parliamo di quasi mezzo secolo fa, quindi con balestre, con differenziali e ponti rigidi sia davanti sia dietro, e quindi una tecnologia quasi camionistica. Un viaggio di questo genere, un ride di questo genere, implica sicuramente una buona conoscenza meccanica, e avevamo a bordo diversi pezzi, diciamo così, prevedibilmente più deboli, che potevano rompersi, come per esempio una foglia di balestra o uno spinterogeno. Naturalmente quando si compie un ride di queste lunghezze, cioè oltre i 30 e i 40.000 chilometri, uno dei trucchi principali è quello di caricare il meno possibile, perché sulle piste impervie dell'Africa il peso può distruggerti il veicolo. C'era il problema di caricare il carburante. Quindi il carburante, questa macchina disponeva al posto dei 2 posticini che aveva posteriori un serbatoio di benzina di 200 litri, quindi quando caricavamo già 200 litri di benzina, avere avuto un carico supplementare esagerato, andavamo completamente fuori portata, mettendo sotto sforzo differenziali, sospensioni e via discorrendo. Naturalmente, se uno nota, questa macchina ha i pneumatici con le bande bianche. All'epoca in America la banda bianca nelle automobili era veramente una chicca spettacolare, e quindi anche il fuoristrada, pur essendo questo già un fuoristrada chic, perché è un fuoristrada chiuso che non esisteva, questo è il primo modello in assoluto fatto a SUV come li conosciamo oggi, quindi era una macchina che veniva usata anche in città, e quindi aveva le gomme con banda bianca, che io cambiai prima di partire perché non era una gomma assolutamente adatta ai percorsi africani, e quindi furono montate gomme. Novità dell'epoca, cioè questo comando manuale, che oggi invece è tutto con l'elettronica. Questo comando manuale aveva lo scopo di staccare i 2 differenziali in modo che su strada d'asfalto il trascinamento non facesse girare per nulla il differenziale, che consumava consumava benzina, ma anche si sarebbe consumato inutilmente. Era una tenda per 2 che ti dava il vantaggio di essere fuori terra, fuori dalla pioggia, fuori dai serpenti. In un viaggio di mesi aver potuto dormire in maniera normale, perché distesi, era un vantaggio importante, perché sennò dovevi dormire in macchina o in una tenda per terra, che molte volte dopo magari 35 ore di guida non avevi né la voglia né lo spazio per metterla, il bagnato. Qui invece in un attimo eri pronto per fare il tuo bel riposo.